Il maltempo continua a creare forti disagi in tutto il Veneto. Le forti raffiche di ieri sera hanno sradicato decine di alberi, creando e danneggiando strade ed edifici. Ci troviamo a Rosà insieme all'assessore ai lavori pubblici per parlare insieme dei danni recati dal maltempo. Assessore, ci racconti un po' che cosa è successo ieri sera? Allora, ieri sera, come in tanti altri comuni della zona qui, siamo stati chiamati con molte urgenze per quanto riguarda gli interventi, soprattutto per la chiusura e la mancanza di viabilità. Siamo intervenuti in questa zona soprattutto perché tutta questa fila, diciamo, di alberature che ci impediscono un attimo di questa viabilità, che ci porta soprattutto un pericolo costante perché non è manutentata nel modo opportuno. Quindi adesso noi provvederemo a richiamare anche i proprietari di certe zone dove soprattutto in questi momenti di queste trombe d'aria, trombe di pioggia ci creano questi grossi problemi, di intervenire, di mettere in sicurezza queste loro proprietà. Il lavoro maggiore, come lei mi diceva prima, è stato con il cavo della luce. La Telecom, che questo qui purtroppo, come può vedere, in queste situazioni c'è una linea della Telecom dove i pali, attualmente molto vecchi, sono ancora messi nella terra viva. Quando un albero di questi qua si appoggia, come vede, si è sradicato tutta quanta la linea della Telecom.